Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Poco dopo le 14.30 di oggi, martedì 2 luglio, l'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco ha individuato su un isolotto del fiume Piave il corpo privo di vita che sembrerebbe essere quello del giovane veneziano di cui non si avevano più notizie da domenica. Il ritrovamento è avvenuto a circa 4 km a valle dal punto zero di ricerca di Vidor. La salma, dopo essere stata recuperata dal personale di bordo dell'elicottero, con la collaborazione dei vigili del fuoco fluviali, è stata messa a disposizione del medico legale. Dopo i primi accertamenti, il corpo è stato trasferito all'obitorio di Montebelluna. Ancora cronaca. Il questore di Venezia, grazie all'attività svolta dalla divisione di polizia anticrimine, ha adottato una serie di misure nei confronti di soggetti giovanissimi responsabili di comportamenti violenti o potenzialmente tali commessi sul litorale iesolano negli ultimi fine settimana. Più nello specifico sono state adottate 10 diverse misure, 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy a carico di minori, con lo scopo di attenuare la pericolosità sociale di giovanissimi appunto che hanno con il proprio comportamento ingenerato un forte allarme sociale, determinando in alcuni casi un vero e proprio problema di pubblica incolumità. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Parliamo di sanità. Nel contrasto delle liste d'attesa, la Regione del Veneto ha aperto le porte anche all'intelligenza artificiale, come spiega il dottor Massimo Annicchiarico, direttore generale dell'area sanità e sociale. A fronte, dice, della necessità della programmazione da parte del medico specialista di una serie di indagini che devono precedere la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale è in grado di aiutare il personale di front office a individuare le date per una corretta progressione dei vari appuntamenti necessari prima della visita. Così, dice sempre Annicchiarico, non solo si provvede alla correttezza della sequenza delle indagini, ma si evita al cittadino di tornare per le varie prescrizioni. Riprenderanno il via domani, mercoledì 3 luglio, i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni ponti che ha in gestione la città metropolitana di Venezia, il cui obiettivo principale è quello di aumentare il livello di sicurezza esistente, inserendo nuove strutture e dispositivi di sicurezza certificati e rispettosi delle normative più recenti. L'intervento prevede la sostituzione dei parapetti esistenti e inoltre il prolungamento delle installazioni anche su rampe d'accesso al ponte. L'importo complessivo dell'appalto è di 1.100.000 euro. L'intervento prevede una durata complessiva di 204 giorni naturali e consecutivi di cantiere. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.